Oggi siamo all'interno del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Ci troviamo a pochi chilometri dal Passo Valles. Abbiamo parcheggiato la macchina nei pressi di Malga Vallazza per arrivare ai 2745 metri di Cima Bocche. Adesso noi percorriamo questa strada militare, sentiero 631, e buon trekking! Lungo la salita per arrivare a Cima Bocche si arriva al lago Iuribrutto, solo di nome ma non di fatto. Adesso lasciamo il sentiero 631 e proseguiamo sul 629 verso la Forcella Iuribrutto. Arrivati al Passo Iuribrutto, abbiamo fatto una piccola pausa per riprendere un po' di energia e adesso continuiamo verso la Cima Bocche sul sentiero 628. Siamo arrivati alla Forcella Lasté di Bocche, manca poco alla cima, da qua si può già vedere, e adesso il sentiero prosegue fra trincee e postazioni della Grande Guerra. Arrivati! Con la pioggerellina siamo arrivati a Cima Bocche! Il panorama da qui sarebbe fantastico, ma oggi con il tempo siamo stati proprio sfortunati. Adesso velocemente mangiamo un panino e poi discesa! È arrivato anche il sole e guardate che panorama dalla nostra sala da pranzo. Qui non c'è da aspettare un minuto in più, adesso ci addentriamo nella nebbia e facciamo ritorno al lago Iuribrutto. Siamo ritornati al lago Iuribrutto. Abbiamo avuto modo di asciugarci, fare un pisolino, avvolti solo dal silenzio. Adesso però dobbiamo rimetterci in cammino, lasciamo il lago Iuribrutto e ci dirigiamo verso Malga Iuribrutto seguendo il sentiero 629.
Arrivati a questo bivio, noi proseguiamo adesso verso Malga Juribello sul sentiero 623. Abbandoniamo il 629. Arrivati a Malga Juribrutto. Spettacolare da qui la vista sul gruppo delle Pale di San Martino ed ora anche con il sole. Adesso continuiamo sul 623 verso Malga Vallazza, da dove siamo partiti. Ed eccoci ritornati alla macchina. Abbiamo fatto un bel giro semplice ad una cima molto panoramica. Da una parte una bella vista sulle Dolomiti della Val di Fassa e dall'altra sul gruppo delle Pale di San Martino. Purtroppo noi oggi abbiamo preso un po' d'acqua, quindi il panorama non è stato dei migliori. Come sempre noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!